Con il probabile arrivo di una seconda ondata di coronavirus dietro l'angolo, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020 assume una valenza strategica. Sul territorio dell'ULSS 4 Veneto Orientale non solo sono in arrivo 70.000 dosi, circa 22.000 in più rispetto all'anno scorso, ma oltre agli ambulatori medici saranno messi a disposizione spazi pubblici come palestre e palazzetti dello sport, attivi anche in orari e giornate extralavorative. E c'è una nuova fascia di popolazione che è invitata a vaccinarsi, che è quella che va dai 60 ai 65 anni. Una popolazione quindi anche giovane, che in età lavorativa il più delle volte, che magari ha più difficoltà ad andare dal proprio medico di base, prendere l'appuntamento e fare la vaccinazione. E quindi abbiamo pensato che oltre ai medici di medicina generale, anche noi come Dipartimento di Prevenzione Distretto, di aprire in ogni comune delle sedute vaccinali straordinarie con la collaborazione appunto dei comuni che ci metteranno a disposizione le palestre, i palazzetti. Circa 30.000 dosi di vaccino trivalente sono destinate alle fasce d'età che includono bambini dai 6 mesi ai 6 anni e adulti fino ai 60 anni d'età. 4.000 dosi di vaccino quadrivalente sono invece destinate alla popolazione con età superiore ai 60 anni. Più gente è vaccinata per l'influenza, meno probabilità è che quando dovesse arrivare dal medico perché ha sintomi diciamo così influenzali, avendo fatto l'influenza il medico può già farsi un'idea diciamo così che possa essere un'ipotesi di Covid. E questo sarà un bene perché garantirà non solo a noi di lavorare meglio in questo periodo di Covid, ma alla popolazione stessa di stare più tranquilla.